Allora, buongiorno a tutti, grazie Marco di aver accettato il nostro invito. Marco è un giornalista musicale prima di tutto e musicista blues, come ha detto Andrea. Purtroppo per lui è molto bravo a scrivere anche di biciclette e quindi gli è toccato un altro libro. Solitamente fa spettacoli, scrive libri sui campioni del ciclismo. Questa volta però ha scritto qualcosa di diverso e ha scritto le storie di chi sta dietro i campioni e alle invenzioni della bicicletta. Giusto? E inizia parlando di contea. Sì, Scontessi. Contea. E ci vuoi introdurre un po' questo termine, perché hai usato il termine contea e perché è importante per le invenzioni della bicicletta? Allora, buongiorno a tutti. Come diceva Battiato a Segesta, benvenuti. Allora, prima di tutto spiego perché ho scritto questo libro. Io appartengo a quell'area politica che si chiama centro-sinistra. Purtroppo però quelli che seguono il ciclismo spesso non sono tutti di centro-sinistra, spesso bisogna anche quelli di centro-destra. E quindi quando io faccio i miei post su Facebook, sulle mie posizioni politiche, c'è sempre qualcuno che ha visto i miei spettacoli perché è appassionato di ciclismo, ma è di centrodestra, che mi scrive come commento: ti pensa a scrivere di biciclette? Questo è il commento che di solito mette, no? E io rispondo con la mia solita classe, rispondo: amico, io non scrivo di biciclette, io scrivo di quelli che vanno sopra le biciclette e sono molto orgoglioso di questa risposta. Se non che capita che, come al solito, le mie case editrici sono sempre piemontesi, non so perché, ma è così. Una casa editrice piemontese che si chiama ADD mi dice: Marco, perché non ci scrivi un libro su quelli che costruiscono le biciclette? E là io non posso dire qua quello che ho detto quando mi è arrivata questa proposta, perché io proprio delle biciclette, cioè, francamente, a me interessano le storie di chi va sopra, però poi nella vita si imparano un sacco di cose, no? E compaiono improvvisamente le storie di quelli che le biciclette le costruiscono. Poi va anche detto che molte persone che costruiscono biciclette in realtà sono stati ex ciclisti e quindi, insomma, mi sono avventurato in questo mondo un po' così. Parlo di contea perché, allora, siccome questa casa editrice scrive saggi, principalmente, e io purtroppo a scrivere saggi ho la stessa, cioè lo stessa funzione che ha un sonnifero. Se io scrivo un saggio, la gente che legge quello che scrivo mi, anche se soffre di insonnia, ciapassono, no? Io per primo. E quindi ho voluto portare questo libro sempre di più verso la narrazione. E quindi questo è un libro che non è un saggio, ma è una narrazione di storie di questi personaggi. E siccome per fare la narrazione mi serviva uno scrittore, per far vedere che sono bravo, ho preso subito uno scrittore che a me piace molto, che si chiama William Faulkner, e lui parla spesso, lui racconta questa storia, no? Lui quando racconta di se stesso dice: se io dovessi raccontare tutte le storie della mia piccola contea, passerei tutta la mia vita e non basterebbe la mia vita a raccontarle tutte. E quindi per questo parlo di contea, perché ne parlava Faulkner. E in realtà il fare biciclette è molto legato alla contea, nel senso a dei piccoli spazi. Per esempio un posto inaspettato per noi che si chiama Rossano Veneto, in cui tutto che non a caso chiamano la Silicon Valley della bicicletta, perché tutto quello che tu puoi immaginare esiste a Rossano Veneto. Che uno va a Rossano e dice: ma che cazzo di posto seo? Eppure tutta la bicicletta è lì. C'è Viglier Triestina, lì nascono, cioè noi italiani siamo i più grandi produttori di selle e tutte le selle nascono a Rossano Veneto. Selle San Marco, Selle Royal,
Selle Italia, sono tutti di Rossano Veneto. E c'è un indotto incredibile di gente che pensa solo e esclusivamente alle biciclette. E questo è il concetto di contea. Io ho cercato di raccontare la contea, insomma, però c'è anche molto Piemonte, devo dire la verità. Poi tra l'altro sono stato al Festival di Cuneo e amo il Monviso, adesso non so cosa che c'entra, ma amo il Monviso. Allora, parlando di contee, appunto parli della contea veneta, poi introduci anche altre contee, quindi c'è Milano, c'è la parte di Milano, come hai detto te, il Piemonte, e ci sono anche le contee straniere. A me è piaciuto il racconto sulla contea dei Paesi Baschi perché ho fatto un viaggio, l'unico viaggio che ho fatto in bicicletta. Noi, non so tu, ma io non faccio gli ultracycling o super viaggi, purtroppo uso la bicicletta poco e quindi quel viaggio mi è rimasto nel cuore. E in effetti è terra di biciclette. Lì è nato anche Indurain. Come sei arrivato ai Paesi Baschi? Ma semplicemente una delle domande che uno si pone è: ma come mai che tutti questi campioni spagnoli, ecco, io amo molto la Spagna, amo molto l'arte spagnola, una delle città che io amo di più è Toledo, io è una città che io amo tantissimo, guarda caso è la città dove è nato un grandissimo campione che si chiama Federico Martín Vaamontes, un grandissimo ciclista che ha vinto il primo spagnolo a vincere il Tour de France del 1959, che è appunto di Toledo. E io quando sono andato a Toledo la prima volta sono andato per vedere l'Alcazar, la cattedrale di Toledo, la San Juan de los Reyes, che è un bellissimo convento, e l'altra cosa che ho voluto vedere è la bottega di biciclette di Federico Martín Vaamontes, perché era un punto fondamentale. Ma la domanda è, noi vediamo un sacco di ciclisti bravissimi, fortissimi, tra cui Miguelón Indurain, che corrono però non con marche spagnole, corrono su biciclette che non sono spagnole. E quindi uno si chiede, ma gli spagnoli, dove è che trova le biciclette? E lì ho scoperto una cosa incredibile che mi ha lasciato appunto facendo, perché una cosa, voi sicuramente anche qui al Vento farete degli incontri sui libri, no? Gli scrittori sanno tutto. In realtà gli scrittori non sanno niente. Per scrivere il libro bisogna informarsi. E quindi io la questione della Spagna l'ho scoperta in questo modo. Ho scoperto che i principali produttori di biciclette spagnoli sono nei Paesi Baschi e sono tutte ex fabbriche di armi. C'è questo paese, non mi ricordo più il nome del paese, in cui si crea tutta l'industria ciclistica spagnola perché a un certo punto in questo paese si era sviluppata l'industria delle armi. Tutte le armi anche in Europa provenivano da questo piccolissimo paesino. Quando non ci sono state più guerre, quindi praticamente non si usavano più i fucili, alla fine, soprattutto alla fine della Prima Guerra Mondiale, questi qua si sono trovati che non sapevano più come impiegare le persone e quindi una persona ha avuto questa grande idea, ma perché? Usando lo stesso stampo delle canne dei fucili, non costruiamo telai di biciclette. E lì, in Spagna, in questo posto, nasce l'industria ciclistica spagnola, di derivazione dall'industria bellica. E quel luogo è il luogo in cui si costruiscono le biciclette, tutte le biciclette in Spagna. Questa è una storia che ho conosciuto in questo modo, poi l'ho raccontata un po' più lungamente, se non mi pagava. Beh, col tuo modo romantico di raccontare le storie, che è molto bello e coinvolgente. Poi c'è un'altra storia che mi ha incuriosito, che sei passato dall'Europa, sei passato al Giappone, tutte cose che non conoscevo, soprattutto la nascita di Shimano, ma anche di un campione del ciclismo giapponese.
Ecco, Ichi Nakano ci ha fatto un libro recentissimamente. Poi io amo molto il Giappone perché quando si diventa vecchi, allora, l'ho scritto proprio nel libro, no? Io sono cresciuto con la cultura americana, la cultura del viaggio. E viaggio negli Stati Uniti d'America, per me era questo. Poi più si diventa vecchi, più dici, ma questa vita cosa mi rappresenta? E quindi si finisce sempre di più per spostarsi verso le culture orientali. E quindi io sono, tra l'altro, la mia passione per il Giappone nasce da un film che si chiama Ghost Dog, il codice del samurai. Quando all'interno di un film di Jim Jarmusch, il protagonista del film, Forrest Whitaker, che fa il killer professionista, che ha una casa piena di pistole e di fucili di armi da taglio, legge una parte di un libro, o meglio un aforisma di un libro che si chiama Hagakure. E io là vengo acquistato dal Giappone, dal modo di essere giapponesi e il modo di riflettere dei giapponesi, che si sviluppa proprio con il modo di essere dei giapponesi è benissimo espresso da Shimano, perché Shimano decide, costruisce tutta la sua impresa semplicemente sul fatto di costruire ruote libere. Lui vuole costruire le ruote libere più belle del mondo, più avanti del mondo, e tutta l'impresa di Shimano fino agli anni 50 è costruire ruote libere, meccanismi di ruota libera. Quando che si stufa ha detto non posso più continuare a fare ruote libere. Cosa costruisco adesso? È il cambio Shimano. E il Giappone è un posto molto particolare. Noi abbiamo questa concezione del Giappone molto particolare e loro inventano una disciplina che si chiama Keirin, che è una disciplina su pista, che uno dice bello il Keirin, ma nessuno si rende conto, e anche questo fa parte del Giappone, che i giapponesi la inventano per questo motivo. Alla fine della seconda guerra mondiale i giapponesi, come i tedeschi, non hanno una lira, non hanno niente. Tutto è governato dagli americani. Sono gli americani che decidono se costruire una scuola oppure no. E quindi i giapponesi non sanno come reperire i soldi. Finché a due personaggi, Kiyoshi Ebisawa e Keisuke Turashige, viene in mente questa idea. Qual è il più grande vizio del Giappone e degli orientali? Il gioco d'azzardo. E come possiamo fare dei soldi col gioco d'azzardo? E inventano il keirin. Il keirin è una specialità su pista che si regge solo e esclusivamente sulle scommesse. Cioè inventano questa disciplina solo e esclusivamente per scommettere sui corridori. Ed è il motivo per cui, se voi vedete una gara di keirin, tutti quanti i corridori hanno delle maglie di colori nettamente diversi, perché loro non puntano sul corridore, loro puntano sul colore, come nella roulette. E da questa disciplina escono anche i grandi costruttori giapponesi, che curiosamente vengono a imparare l'arte della costruzione delle biciclette in Italia, soprattutto da uno dei grandi costruttori che hanno seguito Eddy Merckx. Quindi i giapponesi imparano a costruire le biciclette dagli italiani. Quindi possiamo dire che i migliori telaisti sono italiani, giusto? Ma questa è come domandarmi qual è il più grande musicista, no? Non si può dire questa cosa, però sicuramente Waits è un grande musicista, quindi anche gli italiani hanno il loro, sì, insomma, i telaisti italiani hanno la loro importanza, sono molto riconosciuti, anche se, come sai, poi il mondo delle biciclette è completamente cambiato, sono arrivate le mountain bike
E le mountain bike hanno questa bellissima storia che è legata alla musica. Fammi la domanda, fammi la domanda. Non so se è la domanda che ti aspetti, ma mi è venuta adesso. Allora, siccome il blues insomma, rappresenta un po' la malinconia, la nostalgia, a me non ha mai dato questa emozione, anzi positiva, però sarebbe questa. Dietro la storia della mountain bike, soprattutto la storia di Colombo, Cinelli, che brano associeresti? Quando appunto scrivendo questo libro mi sono affacciato al mondo della mountain bike, mi è venuta subito una domanda, e mi è venuta probabilmente perché sono strano. Tutta l'epopea del ciclismo si sviluppa sulla salita. Invece gli inventori della mountain bike la impostano tutta sulla discesa. Cioè loro, non si capisce perché, stanno su questa contea vicino al Golden Gate e Iselà non fa niente, come i surfisti, non fa niente. E dicono, ma perché stamattina non si buttiamo su con una bicicletta da quel monte là, che si chiama Monte Tamalpais? Cioè, uno si chiede, ma sti qua non ha niente altro da fare, voglio dire, cioè, di pensare di buttarsi giù da un monte con la bicicletta. E tu non riesci a darti una spiegazione perché questi due, Charlie Kelly e Gary Fisher, hanno questa invenzione che inventa tutto il movimento della mountain bike di buttarsi sopra una discesa che fa il 14% di pendenza con una bicicletta scassata. Dici, ma qual è il motivo che li porta a decidere questa cosa? E la musica dà delle risposte, perché preparando appunto questo capitolo su questi due pionieri della mountain bike, entrambi sono fan di un gruppo che si chiama Grateful Dead. Sono addirittura roadies, cioè montano il palco per i Grateful Dead. E ora uno dice, se uno è un fan dei Grateful Dead, può anche inventare di buttarsi su da una montagna in discesa. E qui arriva anche la storia di Colombo, Antonio Colombo e Cinelli. E che brano, appunto, ti faccio la domanda, che brano associeresti? È difficile, nel senso che Colombo, tra l'altro è di ciclo, faccio pubblicità a un'altra casa editrice, a un altro libro, ma è giusto. E di ciclo ha fatto un libro dedicato a Colombo adesso, cioè al proprietario di Cinelli, al figlio di Columbus, che ha una strana particolarità, quella di... Allora, come dico in genere, lo dico pubblicamente, qui che gira intorno a bicicletta ha una particolarità che di solito va versar che hanno bussato, no? E mentre se tu parli con i corridori, non è che siano particolarmente, mentre Colombo ha questa incredibile passione per l'arte, no? Che è assolutamente incomprensibile. E lui cerca di fare questa cosa di mescolare il telaismo con l'arte. Non a caso è anche un gallerista a Milano. E quindi tu capisci che è una situazione abbastanza ibrida, no? E che è difficile trovare. Per questo io amo molto Colombo, ma amo soprattutto un altro costruttore che si chiama Dario Pegoretti, che ha questo modo di vivere il telaismo avvicinandolo molto all'arte e alla musica. Tanto che lui ha fatto una bicicletta che ha il titolo di una canzone di Frank Zappa, che in realtà è un blues. Ma sia Colombo che Pegoretti sfondano questo muro, perché esiste, lo vedete anche in questo festival, questo muro apparentemente impenetrabile del mondo delle biciclette, come se oltre alla bicicletta non ci fosse niente altro. Oltre alla bicicletta ci sono tantissime altre cose.
E allora, parlando di pegoretti, possiamo anche parlare dell'importanza del telaio su misura, della bici su misura su cui lui ha costruito tutta la sua vita e a cui teneva tantissimo. Ma la questione della bici su misura, che noi siamo tutti molto tranquilli, in realtà anche la bicicletta su misura nasce in modo strano, perché per noi sembra chiaro fare una bicicletta su misura, ma in realtà il concetto della bicicletta su misura non è così semplice. E il primo costruttore che parla della bicicletta su misura è un costruttore che si chiama Giusto Pinzani e che è un grande telaista fiorentino, che lui ha questa grandissima intuizione, un po' l'uovo di Colombo, no? Che dice, è uno che ha la mia statura non può andare su una bicicletta standard, quindi bisogna cogliere le misure e fare in modo che corra comodamente. Se tu pensi che quando Bartali venne preso dalla Legnano, cioè dalla sua prima grande squadra, e gli dovettero costruire la bicicletta, Bartali disse ai membri dell'ufficio tecnico della Legnano no, voi non mi costruite niente, voi andate da Giusto Pinzani e vi fate dare le mie misure e su quella base di quello che dice Giusto Pinzani voi costruite la bicicletta, altrimenti io non ci salgo. E questo è il concetto delle biciclette su misura che oggi noi abbiamo molto sviluppato, ma in realtà nasce da Giusto Pinzani nel 1936. E che si lega molto insomma al concetto di artigiani, dove è nata la bicicletta e tutto all'inizio. Altro personaggio importante di cui racconti la storia è Campagnolo. Allora, io recentemente, tutti dicono che Campagnolo è la persona che ha inventato il cambio, no? In realtà Campagnolo ha fatto solo 2 grandi invenzioni, il cavatappi e lo sgancio rapido. Lui nel 1931 deposita il brevetto dello sgancio rapido. Questa è la grande invenzione di Campagnolo, su cui si basa tutta la fabbrica che voi vedete in Via della Chimica a Vicenza. Quella fabbrica è legata a un'unica invenzione, che è lo sgancio rapido della ruota, cioè le alette che liberano la ruota. Campagnolo in realtà ha una grande intuizione. Campagnolo non inventa il cambio. Campagnolo osserva, cioè lui aveva già inventato il cambio corsa, col quale Gino Bartali vince il Giro del 48, e in cui c'è questa famosa fotografia in cui Bartali sta salendo sull'Isoar, si vede la Casse Désert, e si vede Bartali con Amanda Drio, che sdrio riportare la catena sul rocchello, no? Perché c'era il cambio con 2 leve. Mentre nel 48 Campagnolo si rende conto che Fausto Coppi corre sia Giro che Tour con un cambio francese che si chiama Simplex, che è un cambio a parallelogramma. E Campagnolo, che non è bauco, dice: ma se Fausto Coppi corre sia Tour che Giro, tra cui la Cuneo Pinerolo del 10 giugno 1949, con un cambio francese, un motivo che sarà? E lui comincia a lavorare sull'idea del cambio a parallelogramma, ma Campagnolo scopre che un cambio a parallelogramma è già stato depositato alla prefettura da un meccanico dell'Otto Melara che si chiama Francesco Figgini. Quindi c'è già un italiano che ha depositato un brevetto del cambio a parallelogramma. Campagnolo non l'ha inventato, ma quando lui viene a scoprire che Olmo, che è un altro costruttore, si è recato da Figgini per chiedergli spiegazioni di questo cambio a parallelogramma, Campagnolo prende la decisione. Parte da Vicenza in macchina con una valigia con dentro 500
lire. 500.000 lire nel 1949 è il prezzo di un appartamento in centro a Milano. Va da Figini e gli dice: mi cedi il brevetto del cambio, in cambio mi te do questi 500.000 lire. E Figini immediatamente cede il brevetto a Campagnolo. Questa è la grande invenzione, cioè questa è la grande intuizione di Campagnolo, che non è un'invenzione ma l'acquisto di un brevetto. E all'interno del libro, parlando di fare biciclette, ho scoperto una frase che molto probabilmente ha scritto un mio amico che si chiama Marco Pastonesi a proposito del genio e del talento. E Marco Pastonesi, parlando di Colnago, dice: il talento impara da tutti, il genio impara solo da se stesso. Bene, ti farei l'ultima domanda, poi magari sentiamo se ci sono domande dal pubblico. E che album ci consiglieresti per leggere il tuo libro? Guarda, per scriverlo io ho ascoltato da Bach fino a Mavis Staples, ma va bene qualsiasi tipo di musica, basta che non sia musica romantica napoletana, heavy metal, queste cose qua. Insomma, Tom Waits, Mavis Staples, John Coltrane, Miles Davis. Fate un po' come vi pare. Grazie. E ci sono domande per Marco dal pubblico? È più buono di quello che sembra. Ma sì, in effetti il problema è riflettere, più diventi vecchio più rifletti, no? Quindi è inevitabile che succeda questo. E il fatto che siano riflessivi, io ti racconto questa storia che mi ha raccontato il figlio di Gastone Nencini. Io non sono né Coppiano né Bartagliano, io sono nenciniano, io sono un tifoso di Gastone Nencini. E Giovanni Nencini, il primogenito di Gastone Nencini, mi racconta questa storia, che così, insomma, io faccio questo di lavoro, racconto storie. Praticamente le biciclette hanno tantissimi misteri, no? Quando Gastone corse per una squadra che si chiamava Leo Chlorodont, e la bicicletta doveva essere di marca Leo, ma la marca Leo non esisteva. Quindi le biciclette con cui Gastone Nencini corre e vince il Giro d'Italia del 57 sono in realtà biciclette fabbricate da Bottecchia, no? In realtà questo accade nel 56, ma poi vi spiego cosa succede nel 57. Nel 56 Gastone Nencini ha perduto in modo scandaloso il Giro d'Italia per un accordo tra Fiorenzo Magni e Fausto Coppi, che si mettono d'accordo per sconfiggere Nencini e lo sconfiggono. Però Gastone arriva terzo e tutti quanti si aspettano che lui faccia un grandissimo Giro d'Italia del 56. Quindi tutti quanti sono pronti a far vincere Gastone Nencini nel 56, ma il Giro del 56 finisce nel modo che molti di voi conoscono, finisce sul Monte Bondone, con la famosa bufera del Monte Bondone da cui emerge solitario, impavido e semicongelato Charlie Gaul, che vince il Giro d'Italia. Ma il 56 deve essere il giro buono per Gastone Nencini. Corre con la Leo Chlorodont, le biciclette sono fornite da Bottecchia, Gastone sale sulla bicicletta Bottecchia e non si può andare,
cioè proprio non si può andare, quindi non ha le misure. Cioè, lui era un allievo di Giusto Pinzani, cioè Giusto Pinzani l'aveva messo in bicicletta, quindi Gastone Nencini, 2 giorni prima della partenza del Giro d'Italia, telefona a Giusto Pinzani e gli dice: Giusto, tu mi devi mettere bene in bicicletta, tu c'hai le mie misure quando ero dilettante, stanotte fammi il telaio. Ma per quando ti serve? Domani mattina io lo vengo a pigliare, che lo portiamo a verniciare, che ci mettiamo sopra la marca Leo che non esiste. La bicicletta deve essere bianca. Quello che dice Giusto Pinzani al telefono che risponde a Gastone Nencini, viene raccontato da sua nipote, c'era dal nipote di Giusto Pinzani, che era sempre con il nonno praticamente, anche quando costruiva. E quello che dice Giusto Pinzani qui non lo posso dire, perché dice delle cose che accomunano molto i toscani con i veneti, no? E quindi nelle gare di bestemmie io avviso sempre il mio interlocutore: state molto attenti perché mia madre è veneta, ma mio padre è toscano, quindi la situazione può diventare abbastanza pericolosa. E Giusto Pinzani nella notte costruisce il telaio, lo costruisce in una notte e poi la mattina Gastone Nencini lo va a verniciare e corre il Giro d'Italia del 56. Che poi questa storia della costruzione del telaio viene trasportata al 57 perché Gastone Nencini vince il Giro d'Italia, ma in realtà è accaduto l'anno prima, ma visto che insomma siamo agli albori del ciclismo. E questa storia ricorda molto quella di Fagliero Masi, che tentando, mi pare nel 56, Jacques Anquetil il record dell'ora, Jacques Anquetil arriva con la sua bicicletta al Vigorelli per fare il record dell'ora, va sulla pista del Vigorelli, ma la pista del Vigorelli non si presta all'aerodinamica della sua bicicletta. Jacques Anquetil va nella fabbrica della Bianchi, prova tutte le biciclette Bianchi, ma non si adattano alla pista del Vigorelli. Quindi a questo punto Jacques Anquetil va da Fagliero Masi, che ha la bottega sotto il Vigorelli, e gli dice: ascoltami qua, fammi staccare su di bicicletta che ho da correre domani. Glielo dici in Veneto così capiva meglio. E durante la notte Fagliero Masi costruisce il telaio, la bicicletta, con cui il giorno dopo Jacques Anquetil batte il record dell'ora. Detto questo, spirò. Bene. Dice il libro, chi lo vuole comprare lo piglia direttamente da me perché non c'è banchetto. Eccolo qui. Beh, lo facciamo fuori il banchetto. Se non ci sono altre domande, niente, grazie Marco. Grazie a voi.